È stata recentemente presentata l'edizione 2021 del Rapporto Nazionale Consumo di Suolo, Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici. Il capitolo dedicato al Veneto, curato da ARPAV, include uno studio sul tema del fotovoltaico realizzato dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza, che mette in luce i vantaggi dell'installazione di pannelli sui tetti dei capannoni industriali e artigianali. Sentiamo il commento del presidente dell'associazione Gianluca Cavion. Il tema della sostenibilità è un tema centrale per tutti noi. È certo e fondamentale cercare nuove fonti energetiche, ma anche ottimizzare le produzioni da fonti rinnovabili, limitando al massimo il consumo di suolo. Il nostro Digital Innovation Hub ha condotto uno studio che evidenzia una soluzione, cioè quella di utilizzare gli spazi a disposizione sui tetti di abitazioni e aziende. Se tutti i tetti del comune di Vicenza, con una superficie superiore ai 30 metri quadrati, venissero usati sulla produzione fotovoltaica, si potrebbe generare energia sufficiente a soddisfare circa la metà del fabbisogno della città. Questa alternativa andrebbe però sostenuta con adeguate politiche. Bisogna rendere conveniente questo tipo di investimenti, magari all'interno di comunità energetiche con misure di efficientamento. Bisogna cogliere le opportunità di tutti questi finanziamenti che arriveranno dall'Europa sul tema del green.